Ritorniamo in diretta per le interviste post partita. Coach Marchesano, complimenti per il cuore, perché chiaramente con una squadra ridotta all'osso alla fine siete stati stoici. Sì, ci dispiace perché sarebbe stata una vittoria molto importante per la griglia dei playoff, era alla nostra portata secondo me, siamo stati in una settimana veramente complicata, ci mancava Florio, Sant'Onofrio tutta la settimana ha avuto un'influenza per cui eravamo in dubbio anche se farlo giocare. Poi alla fine l'infortunio di Sortino, però guardo il lato positivo, ho trovato Privitera pronto e questa è una grandissima notizia per noi perché lui viene da un grosso infortunio, invece ha fatto una partita di grande personalità e carattere e poi ci siamo spesi tantissimo, abbiamo fatto secondo me l'errore che a volte, anzi che spesso abbiamo fatto quando abbiamo perso le partite, che ci siamo un po' disuniti e alla fine abbiamo fatto qualche forzatura in più con tanta stanchezza addosso, per cui non posso dire niente ai ragazzi, bravi loro, sapevamo che loro facevano 70-72 punti, ne avremmo dovuti fare 80, eravamo lì, c'è stato il momento diciamo che c'è stato il momento dell'infortunio di Dario che un po' ci ha demotivato, anche se poi Privitera ha fatto benissimo. E Dario da un punto come sta? Abbiamo visto che probabilmente qualcosa con il flessore, non so. No, non lo so, lo valuteremo, sì, ha sentito tirare, probabilmente un risentimento al bicipite femorale, lo vedremo in settimana. Esatto. In ogni caso, a prescindere da tutto quanto, la potete vincere anche alla fine, questo diciamo che è la cosa più bella, perché tutti quanti ci hanno creduto, lo volevano. Noi le vogliamo vincere tutte, la caratteristica di questa squadra è stata questa, la forza del gruppo è stata che noi ogni domenica, chiunque fosse stato l'avversario, abbiamo sempre preparato le partite per vincerle, non per giocarle o per attutire il colpo, quindi siamo stati bravi fino alla fine, poi abbiamo subito un break, lo potevamo dare noi, lo potevamo dare loro, la partita abbiamo avuto degli strappi dove la potevamo chiudere, non ci siamo riusciti, bravi loro a restare in partita tutto il tempo, è andata così, va bene così. Grazie mille coach, ci vediamo alla prossima.